Candiello, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar sul tema della smart mobility, in particolare della movimentazione del trasporto pubblico locale su scala comunale e sovracomunale. Anche questo è uno dei temi che era emerso dal proficuo lavoro dei GDA, dei gruppi di approfondimento, che negli incontri periodici che fanno indagano, approfondiscono e individuano spesso tematiche che richiedono maggiore attenzione, maggior focus, su cui poi noi proviamo a organizzare questi momenti di approfondimenti collettivi. Oggi il webinar è gestito fondamentalmente con l'intervento di introduzione di Bruno Pezzuto, che ringrazio il Comune di Verona, che ha un'ampia esperienza su questi temi e che ci farà questa panoramica dallo scenario europeo, in base anche alle recenti direttive, fino anche a iniziative concrete che il Comune di Verona sta portando avanti su questo tema. Ricordo che sul tema della Smart Region stiamo portando avanti come direzione CT Agenda Digitale diversi ambiti progettuali. Uno di questi riguarda proprio, finanziato con le risorse PORFES e con l'asse 6 sulla mobilità, un'iniziativa sul trasporto pubblico locale che vede come capofila il Comune di Verona. Abbiamo un'altra iniziativa dal nome invece My Data che mette assieme tutte le autorità urbane del Veneto, e quindi oltre a Verona anche Vicenza, Padova, Treviso, Montebelluna, e coordinati in questo caso dal Comune di Padova sul tema dell'IoT e di tutto il tema della Smart City per quanto riguarda la parte sensoristica a livello comunale. In più è partito circa un anno fa un'iniziativa sempre molto simile che si chiama My Data Veneto Orientale, che riguarda invece la mobilità lenta per quanto riguarda invece i comuni del Veneto Orientale. Sono tutte iniziative che stanno all'interno dell'agenda digitale del Veneto e che hanno un po' l'obiettivo fondamentale di creare quelle premesse, realizzare quelle sperimentazioni e cominciare a creare quell'infrastruttura condivisa per effettivamente anche la pubblica amministrazione, anche la Regione Veneto, ma anche tutti i comuni del territorio possano cogliere a pieno il valore aggiunto dei dati messi a sistema, dati condivisi, dati spesso che esistono ma che non riusciamo a condividere tra i diversi soggetti che partecipano alla nostra filiera o che partecipano all'erogazione del stesso servizio per erogare un servizio migliore ai nostri cittadini. Mi taccio perché l'evento è intenso, ha numerosi relatori, quindi lascio la parola, ritorno la parola al moderatore Anthony Candiello. Vi auguro buon lavoro e buon proseguimento. Grazie direttore. E adesso siamo all'intervento principale da parte appunto di Bruno Pezzuto, che è responsabile dei sistemi telematici per la mobilità e la sicurezza del Comune di Verona. Prego Bruno Pezzuto, 20 minuti a sua disposizione. Buongiorno, grazie a tutti, grazie alla Regione Veneto per l'ospitalità e ovviamente sono felice di dare questo piccolo contributo iniziale, perché magari questo potrebbe essere l'avvio, diciamo, di un contributo un po' più ampio legato appunto, come diceva anche Luca De Pietro, al complesso quadro normativo di riferimento relativo alla gestione del traffico, alla gestione degli eventi, visto che siamo abbastanza impegnati anche sul fronte della condivisione di piattaforme applicative, soprattutto nell'ambito del progetto Smart Region Veneto Platform, che insomma è un ambizioso progetto che vede coinvolte diverse autorità urbane con particolare riferimento alla mobilità. Vediamo, io provo a condividere il mio schermo. Spero che lo vediate. Perfetto, ok, così siamo a posto. Dunque, il punto di partenza è sostanzialmente questo, e cioè la possibilità di fare riferimento a un quadro complessivo normativo che riguarda sostanzialmente il monitoraggio della viabilità, che è un po' un obiettivo abbastanza importante da tenere ben presente, perché nel momento in cui più soggetti contribuiscono a contribuire a popolare e quindi a riempire di informazioni piattaforme applicative e comunque piattaforme condivise, questo deve avvenire in un quadro di
complessiva standardizzazione. Altrimenti tutte le informazioni che noi apportiamo all'interno del sistema poi potrebbero rischiare di non essere comprese, interpretate o ben utilizzate sia dai cittadini che dalle imprese che ovviamente vogliono utilizzarle. Noi partiamo da una considerazione che sostanzialmente riguarda l'altissimo numero, in costante crescita di auto connesse. Come sapete ormai nel mondo e anche in Europa, da partire dal 2015, tutti i veicoli commercializzati e immatricolati su strada devono essere dotati di una centralina cosiddetta onboard unit, che è connessa alla rete, ad internet, e quindi è in grado di usufruire di una enorme varietà di servizi. Ovviamente quelli più importanti sono quelli relativi alla viabilità, e quindi tutto ciò che riguarda messaggi alert per segnalare i pericoli e quindi migliorare il flusso del traffico. In questo senso i servizi che continuamente vengono richiesti sempre più spesso dalle case automobilistiche, che in qualche modo afferiscono anche quelle che sono le competenze dei gestori delle reti stradali, sono tutte le informazioni che riguardano i cantieri, gli incidenti, formazione di code, possibili congestioni, deviazioni locali, chiusure, interruzioni, la possibilità o la disponibilità di sosta su strada. Queste informazioni ovviamente non sono fine a se stesse. C'è l'obiettivo di riuscire a condividere dei linguaggi standard con cui possiamo portare all'interno dei nostri sistemi informazioni relative alla mobilità, è un obiettivo che poi ne porta con sé immediatamente un altro, cioè la possibilità per il cittadino o per l'impresa che si sta muovendo all'interno della rete urbana di poter, per esempio, pianificare un itinerario alternativo e quindi riuscire a non essere influenzato da eventuali congestioni di traffico o eventuali cantieri o manomissioni stradali presenti. Il quadro di riferimento. Il quadro di riferimento è molto importante, è sostanzialmente articolato su tre provvedimenti principali. Uno è la direttiva europea che risale al 2010, che è stata comunque poi recepita anche in Italia, che è quella relativa al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore sia del trasporto stradale sia nell'interfaccia con altri modi di trasporto. L'altro decreto successivo al recepimento della direttiva europea, che fu emanato dal Ministero delle Infrastrutture il 1° febbraio 2013, comincia a essere anche datato, ma in realtà è stato il primo momento in cui il Ministero ha fissato dei paletti, cioè ha introdotto anche in Italia in maniera molto chiara ed esplicita i sistemi di trasporto intelligenti, che poi vedremo dopo in che maniera si articolano, che poi successivamente sono confluiti nei successivi piani di azione nazionale, sempre emanati dal Ministero, che ogni anno poi vengono aggiornati. Regolamenti delegati dell'Unione Europea poi si differenziano e si articolano anche in altri servizi che comunque all'interno delle automobili si stanno cominciando a portare, come il servizio di chiamata d'emergenza, la cosiddetta e-call, e quello è un servizio che fa parte degli obblighi di immatricolazione a bordo dei veicoli immatricolati a partire dal 2015, i servizi di informazione per le aree di parcheggio, tutti i dati relativi alle informazioni minime per la sicurezza stradale, più la possibilità che piano piano adesso sta prendendo sempre più piede, che è relativa all'informazione sulla mobilità cosiddetta multimodale, cioè la possibilità di cambiare mezzo, di fare un tragitto con un mezzo pubblico magari e poi spostarsi all'interno della città con un altro sistema di trasporto, che può essere il bike sharing piuttosto che il car sharing. Il piano nazionale dei sistemi intelligenti di trasporto, che poi è esplicitato anche nel decreto del 2013 del Ministero, fissa in 4 punti principali il dispiegamento delle attività relative alla gestione della mobilità urbana, e quindi un uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico, alla mobilità, la continuità dei servizi ITS per la gestione del traffico e del trasporto merci, le applicazioni,
che è un particolare settore su cui noi, sia come autorità urbane nell'ambito del Porfeser, ma sia la Regione Veneto, si stanno esercitando parecchio con risultati molto positivi, e il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto, che sono le cosiddette comunicazioni veicolo-veicolo-veicolo-infrastruttura. Su questo noi a Verona siamo impegnati con alcuni progetti europei, ma ci sono molte città in Italia che si stanno impegnando nel riuscire a portare a bordo dei veicoli le informazioni che possono aiutare nell'ambito della mobilità e della sicurezza stradale. Gli obiettivi del decreto: la costituzione di una piattaforma telematica nazionale dei sistemi di trasporto. Questo è un lavoro, un'attività su cui il Ministero è abbastanza concentrato e probabilmente ci sta già lavorando da alcuni anni. La pubblicazione del cosiddetto Data Dictionary, che è quel riferimento a quel linguaggio standard a cui mi riferivo nelle slide iniziali, cioè la possibilità di utilizzare un linguaggio comune per la comunicazione degli eventi di traffico. Ovviamente il riferimento è al protocollo DATEX, che è il protocollo che è stato redatto in ambito comunitario e che è arrivato ormai alla sua versione 3, è un continuo work in progress, ed è sostanzialmente un dizionario che consente ai vari Paesi membri della Comunità Europea di comunicare gli eventi di traffico in maniera tale che possano essere recepiti e compresi da qualsiasi veicolo in circolazione in Europa, anche transfrontaliero. Successivamente abbiamo anche il database delle località, poi le vedremo dopo, che è la database che rappresenta i punti per le informazioni principali relative al traffico in tempo reale. La predisposizione dell'indice pubblico delle informazioni, questo è un altro elemento molto importante che era già contenuto nel decreto, su cui noi stiamo lavorando nell'ambito del Porfeser per il progetto della Smart Region, cioè la possibilità di pubblicare attraverso l'indice le informazioni di cui ogni comune, ogni gestore dispone sul proprio territorio. L'indice pubblico delle informazioni sostanzialmente è un elenco di URL o comunque di link pubblici codificati secondo un certo standard, che consentono a ciascun gestore di pubblicare, secondo i linguaggi standard, in questo caso il DATEX, tutte le informazioni relative al traffico. Questo per favorire, come dire, la cosiddetta clusterizzazione, in maniera tale che un veicolo in transito che attraversa diversi territori possa continuamente accedere senza soluzione di continuità a tutte le informazioni che lo riguardano. Poi ovviamente c'è anche l'uso dei sistemi intelligenti di trasporto per il trasporto multimodale, cioè lo cosiddetto split intermodale, cioè la possibilità di cambiare mezzo durante il proprio itinerario e quindi di avere tutte le informazioni al contorno, e in ultimo le specifiche tecniche per il collegamento tra veicolo e infrastruttura. Come avviene la gestione degli eventi di traffico? Qual è lo schema che viene utilizzato in questo momento in Europa per la condivisione delle informazioni? Da questo punto di vista noi abbiamo sostanzialmente due punti di riferimento principali. Allora, uno è il database delle località a supporto dei sistemi TMC. TMC è il Traffic Message Channel, nacque intorno agli anni 90 ed è un elenco di tabelle che descrivono una rete stradale tramite un insieme di punti e strade. Il TMC è unico per ogni paese dell'Unione Europea, e questa è una cosa fondamentale. Questo si inserisce nel quadro di standardizzazione di cui parliamo. Nell'ambito della comunità europea, tutte queste soluzioni di standardizzazione favoriscono la diffusione delle informazioni e quindi sono un riferimento indispensabile per potersi scambiare informazioni sul traffico a livello locale ma anche a livello nazionale. E il TMC, come il Traffic Information Center o il Traffic Control Center, nonché tutti i servizi di infomobilità che vengono utilizzati anche quotidianamente dalla RAI, devono usare lo stesso database di riferimento. I TMC sono stabiliti a livello comunitario. Questo consente che ogni apparato che lo impiega o lo supporta ha la possibilità di ricevere le informazioni relative
senza badare dove sta circolando, in quale Stato membro. Questo gli consente ovviamente di avere la possibilità di visualizzare tutte le informazioni che lo riguardano. Questa è la rappresentazione del database dei punti e dei segmenti che riguarda l'Italia in questo particolare frame. Noi possiamo vedere quelli che riguardano il Veneto in particolare. È in corso in questo momento un aggiornamento del database perché sebbene possano sembrare tanti, in effetti quando scendiamo nel particolare, per esempio intorno alla zona di Verona, ci rendiamo conto che i punti del TMC, quindi del database, sono molto molto pochi, che quindi sono, come dire, insufficienti a rappresentare una situazione sufficiente ed efficace di eventi sulla rete viaria. Perché? Perché nel corso del tempo questi database sono stati creati e gestiti soprattutto dai concessionari autostradali, quindi rappresentano di fatto i punti di connessione tra la rete autostradale e la viabilità locale, e i punti ovviamente nell'ambito delle aree urbane non sono sufficienti a dettagliare in maniera sufficiente appunto le informazioni relative agli eventi di traffico. Assieme al TMC e quindi assieme al Traffic Message Channel, poi abbiamo il DATEX, che è sostanzialmente il protocollo standard principale di riferimento. Questo protocollo è quello che redatto e ovviamente accettato dall'intera Unione Europea, è lo standard con cui si rendono disponibili, si pubblicano tutte le informazioni sul traffico nella rete stradale, come previsto dalla direttiva europea del 2010 di cui abbiamo parlato prima e anche sulla base dei regolamenti attuativi che sono stati poi recepiti in Italia con i successivi piani nazionali relativi all'ITS. Questa che può sembrare un tecnicismo, in realtà è importante perché da questo punto di vista la conoscenza, quantomeno la conoscenza anche se superficiale, dell'esistenza di questo protocollo aiuta tutti gli operatori impegnati nella mobilità, soprattutto nella mobilità urbana, ad avere ben presente che tutte le informazioni, in qualche modo raccolte da varie soluzioni applicative, verticali, da piattaforme, eccetera, comunque devono avere un unico output, che è sostanzialmente un output previsto dallo standard DATEX. I riferimenti nell'ambito dell'Unione Europea sono, come sempre, molto ben dettagliati e documentati. Esiste ed è stato implementato un sito dedicato a questo linguaggio standard a livello europeo. Qui trovate l'indirizzamento. Il DATEX, come anche riportato nell'home page del sito, è il linguaggio elettronico usato in Europa per lo scambio di informazioni di traffico e di dati di traffico. In più, in parallelo al sito che raccoglie tutte le informazioni e tutte le versioni sulle varie evoluzioni del linguaggio, poi vengono riportate e riprese anche da un altro sito che è l'European ITS Platform, che è una piattaforma che consente di visualizzare tutti i Paesi membri con tutte le informazioni tecniche su quale sia l'organismo all'interno di ogni Stato che gestisce le informazioni per conto, diciamo, della Comunità Europea. Il DATEX, in effetti, utilizza per la propria diffusione i cosiddetti NAP. Cosa sono i NAP? Sono i National Access Point, che svolgono un ruolo cruciale nel campo della mobilità e sono sostanzialmente i punti principali di riferimento attraverso i quali tutti i gestori di reti affluiscono le proprie informazioni e attraverso questi National Access Point le informazioni possono essere diffuse a livello nazionale. Perché? Perché è previsto che nell'ambito dello schema del protocollo standard DATEX sia possibile realizzare una sorta di clusterizzazione, quindi ogni nodo DATEX può parlare con il nodo DATEX più vicino, allo stesso tempo ogni nodo DATEX alimenta il National Access Point in maniera tale che
a livello nazionale ogni Paese membro possa rendere disponibili tutte le informazioni del traffico che sono ovviamente gestite dai singoli gestori. Questo potrebbe apparire un po' macchinoso, perché poi, voglio dire, noi siamo abituati a fare i conti con la realtà e sappiamo tutti che esistono, per esempio, delle soluzioni anche di navigazione disponibili sugli smartphone, con soluzioni commerciali oppure free. Teniamo conto però di un dato importante, nel senso che nella maggior parte dei casi queste soluzioni che sono disponibili in realtà non sono gestite dalle pubbliche amministrazioni o comunque dai gestori pubblici, e quindi le informazioni potrebbero anche non avere una validità o una efficacia poi verificata sul campo. In questo senso questi strumenti sono molto utili, ma sarebbe opportuno che venissero alimentati dal gestore pubblico in maniera tale che gli eventi inseriti nella rete rappresentino effettivamente delle situazioni di traffico codificate attraverso i linguaggi standard e poi messe a disposizione. In questo senso la Comunità Europea ha voluto, come dire, pubblicizzare queste informazioni attraverso i National Access Point. All'interno della ITS platform esiste poi la possibilità di visualizzare la cosiddetta NAP map, cioè la mappa che rappresenta in tutta Europa i singoli Stati membri, in maniera tale che poi ognuno possa visualizzare i punti di alimentazione principali. E in effetti, come vedete, cliccando sullo Stato italiano, il riferimento all'organismo nazionale che in Italia gestisce le informazioni relative al traffico è il CIS, che è un organismo che opera all'interno del Ministero delle Infrastrutture e che si occupa sostanzialmente di comunicazione, gestione del traffico e diffusione degli eventi. Finora, negli ultimi anni, il CIS è sempre stato alimentato moltissimo dai concessionari autostradali, da ANAS, da altri organismi regionali come Veneto Strade, CAV, eccetera. Si sta diffondendo sempre di più, come dire, la necessità che anche le città e quindi anche le municipalità, i gestori delle piccole reti viarie urbane, locali, eccetera, contribuiscano a popolare il database, il sistema di informazioni, perché i veicoli, che sono sempre più connessi e che quindi si muovono sul territorio, non soltanto in autostrada, richiedono continuamente una serie di servizi che ovviamente noi dobbiamo essere in grado di dare. E quindi da questo punto di vista anche le attività che si stanno portando avanti nell'ambito del Porfeser in qualche misura cercano di rispondere a questo tipo di esigenza. Questo è un ultimo riferimento al protocollo standard che si basa su un modello che è stato studiato e che consente di gestire le informazioni che poi vengono pubblicate in formato XML e che vengono veicolate verso la rete esterna, verso gli utenti. In realtà, da questo punto di vista, non ci dobbiamo preoccupare molto, perché ovviamente non dobbiamo essere degli esperti informatici per utilizzare questi protocolli, perché tutte le interfacce, come anche quelle che stiamo sviluppando nell'ambito della Smart Region, consentono di inserire eventi di traffico sulla rete in maniera abbastanza facilitata, senza dover conoscere i linguaggi XML, perché comunque consentono l'implementazione di eventi seguendo sostanzialmente tutto ciò che prevede il protocollo, quindi scegliendo la possibilità di inserire l'evento in maniera cartografica puntuale, oppure agganciandolo a uno dei punti della rete TMC presente in Italia, e fino ad arrivare poi alla possibilità di utilizzare tutti questi eventi sia sui portali nazionali, questo è il portale del CIS, del Ministero delle Infrastrutture, più oltre ad avere
a disposizione queste informazioni, come vi dicevo, anche sui sistemi che sono disponibili per gli utenti direttamente sugli smartphone, fino a portare questo tipo di informazioni a bordo dei veicoli. Questa è, diciamo, una delle ultime frontiere su cui si sta lavorando, che è la cosiddetta comunicazione veicolo-infrastruttura, che sempre più spesso ci viene richiesta dal settore automotive. È una delle condizioni ormai che non possono essere più eluse rispetto alla gestione della mobilità urbana, nel senso che sempre più veicoli risultano connessi alla rete, sempre più veicoli hanno necessità di ricevere informazioni puntuali su tutto ciò che accade intorno al veicolo. Quindi noi dobbiamo essere in grado ovviamente di raccogliere la sfida e di saperla gestire in maniera efficace. E ovviamente il punto di partenza è nell'utilizzo di questi linguaggi standard. Questo è, diciamo, solo il primo di alcuni contributi che magari faremo anche in futuro per cercare di approfondire meglio il tema, ma sicuramente intanto entrare in contatto con questi protocolli e con questi standard che sono presenti in Europa ci aiuta poi, come dire, a gestire sempre in maniera sempre più efficace la mobilità urbana. Che con questo avrei concluso il mio intervento e vi ringrazio. Grazie architetto, è stato nei tempi in maniera assolutamente perfetta. E allora, quindi abbiamo una sfida assolutamente importante, interessante, anche viene a dire molto innovativa, cioè ci stiamo avvicinando a una realtà che un po' di tempo fa sembrava fantascienza, quindi sistemi intelligenti che comunicano con i nostri mezzi e addirittura con tutta la filiera della multimodalità, quindi molto interessante. Io a questo punto lascerei la parola a Luigi Bellio di Regione del Veneto, che vedo già collegato per l'intervento su Smart Region Veneto Platform, sviluppo collaborativo. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Anche i prodotti della Smart Region sono sviluppati dall'ecosistema SPAC. Vi proietto ora alcune slide che ci aiutano un po' a capire in che modo i prodotti della Smart Region vengono portati avanti in maniera collaborativa. Allora, la Regione del Veneto ha istituito un modello di sviluppo collaborativo che si chiama SPAC. Cosa vuol dire sviluppare secondo il modello SPAC? Vuol dire sostanzialmente portare avanti lo sviluppo di prodotti in modalità partecipata, aperta e condivisa. Partecipata perché tutte le amministrazioni pubbliche e anche i soggetti privati possono partecipare allo sviluppo della soluzione software. Aperto perché la soluzione prodotta sarà codice open source e fa uso di codice open source, quindi sarà riusabile secondo i termini della licenza utilizzata anche da altre amministrazioni e altri soggetti. Condiviso vuol dire che le evoluzioni dei prodotti della comunità saranno condivise, le evoluzioni saranno concordate secondo le esigenze dei diversi soggetti che utilizzeranno le soluzioni software. Sul modello SPAC ad oggi sono ospitate 5 comunità di sviluppo di un certo insieme di prodotti. La comunità MyD si occupa di identità federata, quindi prodotti che consentono a un'amministrazione di centralizzare il riconoscimento degli utenti, cittadini o operatori delle amministrazioni, verso i propri sistemi informativi. Abbiamo la comunità MyPortal che porta avanti un insieme di prodotti rivolti ai cittadini e alle amministrazioni per servizi al cittadino, come può essere il portale istituzionale, piuttosto che i prodotti di back office tipici di un'amministrazione, albero pretorio, filo diretto e quant'altro. Poi abbiamo la comunità MyPay,
la comunità del sistema dei pagamenti PagoPA. Sostanzialmente questa comunità porta avanti lo sviluppo di componenti software che implementano l'intermediario tecnologico PagoPA. Poi abbiamo la comunità Smart Region, quella che porta avanti lo sviluppo dei prodotti, alcuni di questi citati prima da Bruno Pezzuto, della Smart Region. E poi Arisgam, la neonata comunità che si occupa invece di portare avanti prodotti per la gestione, diciamo così, della tariffazione e quant'altro legata al gas del suolo pubblico. Abbiamo 18 amministrazioni coinvolte in questo momento all'interno di queste 5 comunità. Abbiamo 6 regioni, una provincia autonoma, una città metropolitana, 9 comuni e un centro servizi. I contributori totali del modello SPAC distribuiti su queste 5 comunità sono circa 254 utenti. Quindi abbiamo 254 persone che contribuiscono allo sviluppo di tutti questi prodotti. Sviluppi che vengono portati avanti, evolutive, che vengono portati avanti circa in una trentina di progetti. Quindi abbiamo 30 progetti distribuiti su queste 5 comunità che portano avanti lo sviluppo collaborativo di questi prodotti. Quali sono gli strumenti che la comunità SPAC, di cui la comunità SPAC si avvale? Allora, abbiamo uno strumento di versioning, si chiama GitLab, nella versione community, ed è uno strumento che viene usato per condividere, per pubblicare il codice sorgente all'interno della comunità SPAC, per gestirne anche il contributo collaborativo. Quindi su alcuni diciamo così, di questi dei repository ospitati dalla piattaforma GitLab, alcune amministrazioni hanno il ruolo di maintainer e quindi sono coloro che accettano le contribuzioni che arrivano dalle altre amministrazioni, e ci sono altri depository dove invece le amministrazioni possono mantenere una propria personalizzazione della soluzione. Abbiamo lo strumento Nexus. Nexus è sostanzialmente un repository manager, quindi uno strumento che è in grado di memorizzare e distribuire gli artefatti che vengono prodotti dalla compilazione del codice o dalla pacchettizzazione del codice. Quindi qui troviamo i pacchetti, diciamo così, prodotti dalla compilazione del codice Java, piuttosto che Node, piuttosto che più recentemente anche tutte le immagini Docker per un dispiegamento containerizzato dei prodotti della comunità. Dispiegamento che può avvenire su orchestratori naturalmente di tipo diverso, da dispiegamenti su orchestratori standard semplici come Docker Engine, piuttosto che Kubernetes oppure OpenShift. Abbiamo poi un ambiente collaborativo dove i contributori e la comunità può conservare documenti, può condividere documenti e può discutere con l'uso dei forum. Quindi tipicamente una comunità che diciamo così, collabora organizzandosi attraverso incontri ed eventi e lo scambio di documenti trova qui un contenitore di tutte queste informazioni che vengono scambiate. E poi abbiamo dei canali Slack su questa piattaforma di messaging con cui i contributori possono scambiarsi informazioni, porsi domande, e il maintainer dei prodotti può dare un primo supporto per l'acquisizione del codice sorgente, per le fasi eventualmente di supporto alla compilazione, dispiegamento e utilizzo dei prodotti. Com'è che avviene, diciamo così, la collaborazione fra le amministrazioni? Identifichiamo qui sulla sinistra con il ruolo di maintainer la regione del Veneto, che gestisce un certo insieme di repository di una specifica comunità. Chiamiamo core developers questi, il gruppo di sviluppatori che diciamo così, sviluppa la componente core dei prodotti. Questi repository vengono poi, in termine tecnico, forcati nelle aree delle organizzazioni, delle amministrazioni riusanti, e su questi repository il gruppo di sviluppo dell'amministrazione riusante può apportare delle contribuzioni, delle evoluzioni che poi verranno contribuite al maintainer attraverso il flusso delle merge request. Viene anche contemplata la possibilità naturalmente che
l'amministrazione possa realizzare, staccare da questa versione core una propria personalizzazione con delle evolutive che per opportunità o altri motivi non è il caso, non c'è motivo che vengano contribuite al maintainer. Quindi sostanzialmente le amministrazioni che lavorano secondo il modello SPAC hanno dal punto di vista logico due gruppi di sviluppo. Il gruppo di sviluppo che lavora sulle evoluzioni che verranno poi contribuite al maintainer e un gruppo di sviluppo invece che porta avanti delle evoluzioni che rimarranno presso l'amministrazione. Dal punto di vista della Smart Region abbiamo iniziato un percorso che adesso è iniziato con la contribuzione del progetto 463 del Comune di Verona, ma che a tendere vorrebbe abbracciare tutti questi ambiti funzionali. Quindi non soltanto mobilità, non soltanto trasporto, ma raccogliere dati che provengono da tutta una serie di altre fonti. Riguarda la salute, governance e sicurezza, energia e efficienza energetica, l'economia e produttività e così via. Perché raccogliere tutti questi dati in un unico posto? Perché da un lato servono strumenti ad hoc e capacità elaborative e computazionali importanti per gestire questi volumi di dati. Possiamo centralizzare tutti gli strumenti di analisi e di elaborazione predittiva su questi dati, ma soprattutto perché possiamo stabilire delle relazioni, delle correlazioni tra questi dati per dare delle informazioni che hanno un valore aggiunto molto molto più elevato rispetto ad analizzare il singolo dato. Quali sono le tre progettualità che oggi concorrono a realizzare la prima versione, diciamo così, della Smart Region Veneto Platform? Il sistema integrato per la mobilità di Verona, di cui ci ha parlato prima Bruno Pezzuto, sostanzialmente questo sistema raccoglie dati legati al trasporto pubblico locale, raccogliere questi dati in un sistema di big data, quindi in grado di fare ingestion di grossi volumi di dati per poi farne delle elaborazioni. Questi dati possono essere dati strutturati oppure dati non strutturati e che possono provenire da diverse fonti. Quindi queste informazioni vengono raccolte in questo big data e poi successivamente rappresentate ed elaborate. Come esempi di natura sui dati raccolti abbiamo il monitoraggio della flotta del trasporto pubblico locale, videosorveglianza, traffico e flusso veicolare. Questo progetto è già in una fase molto avanzata, è già stata contribuita una prima versione e a breve ne sarà contribuito un aggiornamento. MyData Comuni Veneti invece è un'altra iniziativa, coinvolge le autorità urbane del Veneto e ha il Comune di Padova come capofila. È sostanzialmente un'iniziativa che va ad arricchire la Smart Region Veneto Platform di strumenti di natura infrastrutturale tecnologica. Sul mondo IoT, quindi ingestion da parte della Smart Region Veneto Platform di tutta una serie di metriche che vengono raccolti da sensori che sono disposti sul campo. Quindi qui c'è tutta la parte legata alla gestione del device management, configurazione di device e anche logiche di natura attuativa. Big data, tutti questi dati strutturati e non strutturati vengono raccolti in una data lake e, molto importante, strumenti di artificial intelligence per fare elaborazioni di correlazione su questi dati ed eventualmente anche elaborazioni di natura predittiva che ci diano delle indicazioni sulle evoluzioni di queste metriche. Questo è un contributo importante perché va ad arricchire l'attuale set di prodotti della comunità con un insieme di strumenti abilitanti per tutta una serie di altre analisi e funzionalità che su queste possono essere costruite. Funzionalità e diciamo così, infrastruttura che sarà utilizzata dal terzo progetto, questa è una fase diciamo così, più embrionale di sviluppo e progettazione, che è il MyData Veneto Orientale. Diciamo così, questo progetto va ad arricchire i prodotti della Smart Region con delle verticalizzazioni che usano i prodotti conferiti dal MyData Comuni Veneti per monitoraggio flussi veicolari di mezzi pesanti e leggeri e mobilità ciclabile. Tutto questo attraverso l'utilizzo di sensori, controllo di accesso e sistemi di rilevazione. Questo è il percorso
di cui abbiamo visibilità ad oggi sulle progettualità che contribuiranno prodotti alla Smart Region Management Platform. Come vi dicevo, siamo vicini a una versione 1.0 della Smart Region con i contributi di sistema integrato per la mobilità del Comune di Verona. Avremo una versione 2.0 della Smart Region con il contributo di MyData Comuni Veneti e poi avremo una versione 3 della Smart Region con il contributo di MyData Veneto Orientale. Qual è l'obiettivo di queste contribuzioni? L'obiettivo è quello di ampliare l'ecosistema del sistema informativo del cittadino della Regione del Veneto di ulteriori componenti. Questa, diciamo, è una visibilità ad alto livello che possiamo dare ai prodotti contribuiti dalle varie comunità diciamo così, all'ecosistema dei prodotti della Regione Veneto, dove riconosciamo i prodotti della comunità MyD, che si occupa di riconoscimento dell'utente, identità digitale, naturalmente integrato con SPID, la carta d'identità elettronica e eventualmente i futuri sistemi di autenticazione nazionali e internazionali tipo EIDAS, i servizi del cittadino per MyPortal 3, il sistema di pagamenti, e vedete qui i prodotti che per primi arricchiranno la piattaforma del sistema informativo del cittadino, dove avremo 3 verticalizzazioni per trasporto pubblico locale, la mobilità e tutta la parte dell'IoT urbano, scusate. Avremo una control room dove sarà possibile raccogliere eventi e informazioni di diversa natura, e poi una dashboard di data analysis per data scientist che serve a definire modelli di elaborazione dei dati e modelli di natura per ricavare informazioni di natura predittiva. Quindi io avrei finito, vi ringrazio per l'ascolto. Grazie ingegnere, può togliere la condivisione. Ok, adesso vi annuncio che vi verrà sottoposto via chat un questionario, e se dalla regia sono pronti a metterlo in chat vi ringrazio. E Luigi, puoi togliere la condivisione che vediamo ancora. In alto c'è interrompi condivisione, proprio in cima. Ok, allora col questionario come siamo? Allora, ok. L'ho appena benissimo. pubblicato, Antonio. C'è il link, potete trovare il link. Forse no, scusate, tu lo vedi? No. Ok, lo provo a ripubblicare, se adesso lo vedete. Ok, vediamo. Allora, abbiamo una domanda e poi Rita Dal Santo ha alzato la mano. Un attimo. Adesso dovreste vederlo tutti. Ok, quindi c'è il questionario che vi invitiamo a compilare per diciamo, entrare proprio nel merito, così le domande spesso aiutano anche voi stessi a capire come entrare nella questione, perché le questioni poste dall'architetto Bruno Pezzuto diciamo che stanno diventando anche degli obblighi normativi di cui forse non tutti sono pienamente consapevoli, e quindi è necessario un processo di apprendimento, e in questo magari questo questionario vi potrà aiutare, e vi potrà aiutare anche magari partecipare ai gruppi di approfondimento, come il gruppo di approfondimento sulla mobilità che gestiamo in collaborazione con Bruno Pezzuto. Allora, io vedo una mano alzata, però adesso non la vedo più, però partirei con la prima domanda. Allora, Federica, magari leggi tu la domanda e la sottoponiamo ai nostri relatori. Vedo anche Chiara Angiolini. Prego. Allora, c'è una domanda da parte di Massimiliano Pisapia, che chiede: buongiorno, come Protezione Civile Regione Veneto ci chiedevamo se è possibile
ora o nel prossimo futuro accedere ai dati della viabilità del traffico di queste nuove piattaforme per avere un ulteriore elemento che insieme ad altri possono indicare, ad esempio, zone urbane alluvionate. Prego Bruno. Sì, forse posso provare a dare un contributo di risposta. Ovviamente i temi sollevati sono molto importanti, perché insomma la protezione civile poi riguarda anche, come dire, la gestione del territorio. Allora, come dicevo prima, una delle prime sfide che dobbiamo raccogliere è quello di come dire, inserire gli eventi di traffico nei vari sistemi con questi protocolli standard. Perché è del tutto evidente che noi possiamo avere anche delle soluzioni che pubblicano i dati relativi alla situazione viabilistica, alla mobilità urbana, alle congestioni, agli eventi di traffico, ma se non c'è qualcuno che inserisce gli eventi e le informazioni all'interno delle piattaforme, ovviamente la sfida non può essere raccolta. Quindi diciamo incontri come questi servono, come dire, a sensibilizzare anche, forse soprattutto gli operatori interessati, delle amministrazioni o comunque degli operatori che gestiscono reti stradali, ad attivarsi per inserire questo tipo di eventi. Ora, probabilmente i comuni capoluogo che hanno una certa dimensione non hanno una grande difficoltà. A quel punto si tratta soltanto di utilizzare delle soluzioni standard per fare in modo che poi gli eventi che vengono inseriti sulla rete possano essere poi, come dire, interpretati in maniera efficace da tutti i sistemi che li leggono o li scaricano. Il problema si pone per tutti i comuni che sono magari medio-piccoli, che non hanno sufficiente risorsa umana o tecnologica per potersi dedicare a questo tipo di attività. In questo senso io ho una mia personale idea, nel senso che i comuni capoluogo devono in qualche modo farsi carico, come dire, di offrire ai loro territori o comunque ai comuni più piccoli la possibilità di utilizzare strumenti e quindi di inserire e di alimentare questi sistemi. Perché è del tutto evidente che se, come dire, ai comuni più piccoli del territorio, della provincia, noi offriamo strumenti come sono gli strumenti che si stanno studiando in questo momento, di cui parlava prima Luigi Bellio, cioè tutto ciò che si sta sviluppando da parte della regione e che poi viene messo a disposizione, è sicuramente uno strumento molto efficace e molto valido. Allora a questo punto i comuni hanno la possibilità di inserire le loro informazioni, ovviamente tenendo conto del fatto che, essendo comuni più piccoli, non hanno un'entità di eventi da inserire paragonabile a quella di città medio-grandi come Verona, Venezia, Padova, Treviso, eccetera. E quindi in questo senso anche con le loro ridotte risorse umane sono certamente in grado di alimentare le informazioni. Pensiamo soltanto a tutte le volte che noi siamo stati contattati da società di servizi tedesche che aiutano i loro utenti, per esempio, a villeggiare sul lago di Garda, e ci chiedono continuamente informazioni, disponibilità di sosta, disponibilità di parcheggi, condizione della rete stradale. Ovviamente tutti i comuni rivieraschi non hanno la possibilità in questo momento di inserire informazioni e metterle a disposizione delle società di servizi, dei veicoli in transito, e quindi in questo senso dobbiamo noi, come dire, dare una mano. Se riusciamo a raccogliere questa sfida, allora abbiamo la possibilità di avere un territorio ricco di informazioni che possono essere utilizzate, come veniva chiesto, anche in situazioni di emergenza. Perché ovviamente avere un territorio ricco di informazioni sulle condizioni di rete stradale è molto, ma molto utile per chi poi deve muoversi sul territorio e deve magari portare aiuto in caso di emergenza, come nel caso della protezione civile. Come diceva giustamente anche Luigi Bellio, la Smart Region, la piattaforma, diciamo, che in quel contesto si sta sviluppando, poi ovviamente non porta con sé soltanto i dati sulla mobilità, ma, come avete sentito, anche dati relativi alla consistenza sociale, socio-economica, dati sulla popolazione residente. Quindi in questo senso
l'unione tra le informazioni relative alle condizioni della mobilità, oltre alle situazioni che possono essere per esempio quelle di persone disabili che non possono muoversi e sapere dove si trovano e quindi in caso di emergenza riuscire a raggiungerle in maniera tempestiva in caso di emergenza, e questo ovviamente è un aiuto enorme da questo punto di vista. Spero di aver dato il mio contributo alla domanda. Senz'altro sì. C'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda un po' più formale di Chiara Angiolini, che chiede se anche le società private possono o devono partecipare al questionario. Bruno, è il questionario quello che abbiamo condiviso. Ma diciamo di sì, da questo punto di vista è utile, come dire, avere un panorama su chi fa cosa, perché è il primo passo per sapere chi ha a disposizione delle informazioni, chi le gestisce, per conto di chi, in maniera tale che poi piano piano si possano fare i passi verso una standardizzazione e quindi un utilizzo corretto anche delle piattaforme, perché no, può essere anche... Ci sono tante agenzie della mobilità che operano per conto delle pubbliche amministrazioni e che hanno il compito di gestire, per esempio, per conto della PA, la rete stradale di riferimento. E questo può riguardare, per esempio, anche e soprattutto la sosta, e quindi anche tutte le informazioni di disponibilità della sosta possono arrivare sicuramente da loro. Vedo un'altra domanda, prego. Sì, Federica. abbiamo nel frattempo un'altra domanda di Chiara Bordon, che chiede se è possibile utilizzare questo tipo di informatizzazione della mobilità anche per supportare le mobilità pedonali di persone con disabilità. Sicuramente sì, bisogna spingersi un po' di più, cioè nel senso che poi ovviamente bisogna fare degli investimenti che ovviamente forse ha senso nei comuni capoluogo, ma adesso per farvi un esempio, una cosa che può risultare molto utile è avere il catasto della segnaletica. Secondo anche lì dei linguaggi standard, poi qui ci sarebbero gli esperti del GIS che potrebbero darci un contributo. C'è un'altra direttiva europea che è la direttiva Inspire, che stabilisce le modalità con cui devono essere rappresentati gli oggetti nello spazio. Però avere il catasto cosa vuol dire? Che io posso avere nell'ambito urbano il posizionamento di elementi segnaletici, i semafori piuttosto che i segnali stradali. A un non vedente avere questo tipo di informazioni può essere molto importante, perché sappiamo che i non vedenti utilizzano molto spesso applicazioni sviluppate ad hoc disponibili sugli smartphone, che via Bluetooth con un auricolare gli suggeriscono quale percorso, oppure qual è la pallina semaforica più vicina dove possono trovare il pulsante per attivare la chiamata pedonale di attraversamento, oppure diversamente magari arrivare anche a qualche soluzione che si sta attualmente sperimentando, che è la possibilità di far arrivare ai pedoni direttamente le informazioni da parte dei veicoli, o segnalare al veicolo che sta attraversando una strada se c'è in prossimità un pedone che si sta avvicinando. In questo senso, diciamo, le soluzioni tecnologiche sono molte. Una a cui abbiamo pensato anche, visto che a Verona abbiamo un sistema di centralizzazione semaforica, era la possibilità di offrire ai non vedenti, attraverso gli smartphone, la chiamata dell'attraversamento pedonale senza doverli costringere a spingere un pulsante sulla pallina. Diciamo, di soluzioni tecnologiche ce ne sono diverse che possono essere messe in atto. E Bruno, sì, ho un'ultima domanda, perdonami, questa te la faccio io. Mi chiedevo, dal punto di vista degli obblighi normativi che comporta il recepimento di queste direttive europee e quindi di conseguenza il quadro normativo nazionale, alla fine si traduce in attività che devono condurre, diciamo, magari non i comuni più piccoli, ma sicuramente i comuni di taglia intermedia. Quindi l'esempio di Verona dovrà probabilmente essere seguito anche da altre realtà dimensionalmente, diciamo, anche più piccole, certo, anche se magari non tanto più piccole. Ecco, questa è un po' la domanda. Sì, sì. E quindi puoi dirci un po', darci un... Ma allora, guarda, da questo punto di vista è ovvio che, come capita spesso in Italia, esiste un quadro normativo di riferimento
che diciamo in teoria obbliga a fare delle cose, però poi chi non le fa non è che subisce delle sanzioni amministrative, cioè nel senso che sono le cose un po' strane di questo paese, no? Quando il Ministero delle Infrastrutture emanò il famoso decreto nel 2013, sembrava molto perentorio. Dopodiché quel decreto però presupponeva che venissero poi redatti dei decreti, come dire, attuativi. No, come sempre succede in Italia, si fa una legge e poi si dice, si dà atto che verranno fatti i decreti di attuazione, cioè poi i decreti di attuazione non vengono fatti mai, quindi rimane la legge di principio. Il problema qual è? Che probabilmente quel decreto sarebbe rimasto lettera morta se non fosse che sia l'utenza che ormai circola, ma non solo circola, ma è connessa H24, pretende di avere delle informazioni. Nel senso che noi per primi siamo cittadini e quindi quando ci muoviamo all'interno di un contesto, soprattutto urbano, vorremmo sapere se dobbiamo andare da A a B. Magari dobbiamo farlo, decidiamo di farlo con quale mezzo privato, voglio sapere se l'itinerario mi conviene, se posso cambiarlo, che cosa succede lungo l'itinerario, se ho dei problemi, se posso fare quell'itinerario magari in multimodale, posso magari fare il primo pezzo in macchina, poi parcheggio da qualche parte e poi prendo una bici in sharing oppure magari un monopattino oppure mi muovo col bus. Ecco, tutto questo che può sembrare fantascienza in alcune città europee è già realtà. In Italia è ancora molto difficile. Allora, gli incontri come questi servono a sensibilizzare soprattutto le pubbliche amministrazioni a muoversi in questa direzione e quindi cominciare a fare per piccoli passi, perché come si diceva, no? il grande viaggio comincia comunque con il primo passo, anche se piccolo, e poi ne segue un altro, poi un altro ancora. E quindi cominciamo a sensibilizzarci sulla necessità di raccogliere queste informazioni e metterle a disposizione del cittadino o delle imprese che si muovono per le loro varie attività. Lo facciamo secondo linguaggi standard, in maniera tale che una volta che noi abbiamo inserito e fatto tanta fatica per raccogliere le informazioni e metterle dentro e poi pubblicarle, queste comunque possono essere interpretate da chiunque, che sia un veicolo tedesco in visita in Italia, che siamo noi che stiamo andando in Austria, perché l'Austria magari le pubblica già e quindi ce le mette a disposizione, in maniera tale che si possa, come dire, piano piano per piccoli passi raggiungere questo obiettivo. Ok, chiarissimo, e in effetti quindi oltre anche l'obbligo normativo diventa una possibilità di essere un'area più competitiva. Quindi diciamo che il mercato ormai ci sta spingendo, sì. anche se non c'è il decreto attuativo, però il mercato ci dice attenzione che quelle informazioni io le voglio, datemele. Ecco, questo è esatto, quindi senz'altro è il massimo interesse anche dei comuni, delle PA. Grazie architetto, a questo punto siamo giusti nella conclusione, sono le 11 in punto e possiamo dare la parola al direttore Luca De Pietro per le conclusioni. Prego. Grazie Anthony, devo dire che veramente un sincero ringraziamento a Bruno Pezzutto e Gianluigi Bellio perché hanno raccontato in modo molto analitico e due veramente feedback brevissimi. Il primo è che ascoltando l'intervento di Bruno Pezzutto veramente abbiamo non una sensazione ma abbiamo la piena consapevolezza che già viviamo nel mondo del big data. Questi dati già ci sono, ovviamente questi dati vanno in qualche modo raccolti e messi a sistema. Il secondo aspetto che traggo sempre dai due interventi e che conferma anche quello che stiamo facendo in questi ultimi anni è che sul tema dei dati e in particolare dei dati della mobilità la pubblica amministrazione deve avere un ruolo, ha un ruolo fondamentale per mille motivi, ma e dove non ci arriviamo dobbiamo in qualche modo prendercelo perché effettivamente su questo tema dei dati noi ci giochiamo parte del nostro futuro, soprattutto nel governo del nostro territorio che è sempre più un territorio interconnesso per cui spesso, ma lo raccontava il caso bene anche di Pezzutto prima, l'architetto Pezzutto nei comuni tra la città Verona e il lago, quindi non sono più i confini amministrativi che fermano questi fenomeni, dobbiamo avere la capacità di gestirli superando confini amministrativi comunali in una logica sovracomunale, spesso almeno regionale, forse anche la scala regionale ha una serie di limiti su cui dovremmo ragionare per trovare delle soluzioni
di bacino, per esempio, no? Di bacino padano, quando penso al tema dell'inquinamento collegato alla mobilità. Quindi grazie veramente, spero che riusciremo anche, come diceva il dottor Pezzutto, a organizzare degli ulteriori appuntamenti dopo la pausa estiva, immagino, visto che ormai siamo arrivati, il caldo ci attanaglia, anche se devo dire che questa modalità webinar avrà un sacco di difetti perché non ci possiamo incontrare, non ci possiamo salutare alla fine dell'evento, però sicuramente facilita a tutti la possibilità di seguirlo dalla propria scrivania. Quindi grazie ancora e ci teniamo aggiornati sui nostri canali social, sul sito internet e con le nostre newsletter. Buon lavoro a tutti e buon proseguimento. Grazie ancora ai due relatori.